Seconda parte di Venezia 2026, speciali elezioni amministrative. Siamo in puntata con il candidato Vernier. Quale scelta difficile o impopolare sarebbe disposto a prendere per Venezia, per la sua città? Ma nessuna scelta difficile o impopolare. Io penso che nel momento in cui tu sia stato scelto dai tuoi concittadini per governare la tua città e metti al centro la qualità della vita del cittadino e il bene comune, non c'è una scelta impopolare. Sicuramente bisogna affrontare, lo abbiamo detto precedentemente, la questione dell'eccesso di turismo e quindi qualche lobby sicuramente dovrà lasciare qualcosa indietro. Ma Venezia è una città ricchissima, muove 3,4 miliardi di euro l'anno sulla gestione del turismo. È evidente che, insomma, chiamarla impopolare no, però, ripeto, un passo indietro bisogna farlo. Come pensa di reperire le risorse per realizzare il suo programma, il vostro programma, il programma della sua lista? Beh, prima di tutto è un programma che invito tutti a leggere, è un programma programmatico con soluzioni nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Inoltre il Comune di Venezia non è un comune povero, è un comune piuttosto ricco. In questi ultimi 11 anni ha avuto anche oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro che sono arrivati da Roma, e quindi bisogna intanto decidere come si vogliono spendere i propri soldi, e già questo secondo me può fare la differenza per quel che riguarda città e cittadini. Detto questo, bisogna smettere però di chiedere sempre l'elemosina a Roma e dipendere da Roma. Bisogna pensare a qualcosa di diverso. Nel nostro programma parliamo di Venezia capitale europea, con uno status di capitale europea, quindi ci immaginiamo un'agenzia che sia in grado di reperire risorse. Ci sono bandi europei, oltre 100 miliardi di euro negli ultimi 6 anni, per quel che riguarda tutte quelle che sono opere legate al welfare, alla qualità della vita delle persone. E poi uno dei punti cardine del nostro programma è quello di far sì che si dia uno stop, un basta a questa economia estrattiva che abbiamo visto negli ultimi 30 anni. La maggior parte delle aziende che generano fatturati e utili a Venezia, nel comune di Venezia, nel suo complesso, sono aziende che poi estraggono valore e lo portano altrove. Bisogna che queste grandi aziende lascino qualcosa sul territorio, quindi l'idea è di creare una sorta di fondo etico che obblighi questo tipo di aziende a lasciare un qualcosa che poi possa essere reinvestito nel territorio, perché è un loro interesse che Venezia continui ad essere un luogo meraviglioso, non solo per le persone che lo vengono a visitare, ma soprattutto per quelli che vivono. E Venezia può, vista anche la sua storia, tornare ad essere quel luogo di creatività e innovazione che è sempre stata nei suoi oltre 1600 anni di storia di Serenissima. Che metodo di governo intende adottare e che tipo di squadra immagina? Bisogna ridare voce ai cittadini. In questi anni le municipalità sono state sostanzialmente azzerate. Noi pensiamo prima di tutto di ridare potere ai cittadini, riavvicinare le persone alla politica, perché la politica non è un qualcosa di astratto. La politica decide il nostro presente, ma soprattutto il futuro nostro e delle prossime generazioni. Quindi quando si parla di ridare potere alle municipalità, bisogna dargli anche la possibilità di spesa. Parliamo anche di bilancio partecipato, quindi mi immagino un riavvicinamento delle persone su quelle che sono le decisioni locali. Parlo di circa l'1% di quello che è il bilancio annuale della città di Venezia. Quindi questo in primis. E poi la squadra. Noi siamo 28 persone che hanno già dimostrato nella loro vita professionale di saperci fare. Abbiamo deciso di metterci la faccia, abbiamo deciso di metterci al servizio del bene comune. Lo stiamo già facendo nella nostra vita personale attraverso volontariato, attraverso associazionismo. Ci sono persone, abbiamo professori universitari,
abbiamo architetti, abbiamo medici, restauratori, guide turistiche, persone imprenditori nel food. Siamo veramente una squadra completa con competenze le più variegate, che conoscono tantissime altre persone che per una Venezia come la disegniamo noi sarebbero disponibili a partecipare e a contribuire per far sì che Venezia torni a essere quello che dovrebbe essere. Come ho già detto, una città meravigliosa da vivere, ma anche da visitare. Ci avviamo alla fine della puntata con l'ultima domanda. Perché un cittadino dovrebbe scegliere lei e non un altro candidato sindaco? Ma io penso che si debba capire che bisogna trovare qualcuno che possa rappresentarci. Il 50% delle persone non votano, non sono più interessate al voto. Ed è l'errore più grande. Questo è proprio il gioco della politica. Dobbiamo dare alle persone che ci rappresentano la possibilità di cambiare le cose. Siamo una squadra forte con un programma importante che potete leggere, che potete studiare, che potete, se serve, anche criticare, ma penso che siamo la soluzione a tutti quelli che oggi non si sentono più rappresentati. Siamo persone del territorio, che vivono al territorio e che vogliono che i propri figli e le future generazioni possano continuare ad avere quelle che sono state le occasioni che abbiamo avuto noi e le generazioni prima di noi. Dobbiamo assolutamente non solo preservare il patrimonio monumentale inestimabile della nostra città, parlo principalmente della città di Venezia in questo caso, ma anche e soprattutto il patrimonio immateriale che viene rappresentato dalle persone che lavorano nel nostro territorio. Quindi penso a tutte quelle categorie di lavoratori che si stanno perdendo, in primis gli artigiani, che sono coloro che oggi, spesse volte, sono coloro che tramandano il sapere e possono dare l'opportunità alle nuove generazioni che magari non scelgono di studiare all'università e quindi poi fare un percorso di un certo tipo, ma che potrebbero decidere di stare a Venezia e servire una città viva. Da qui, ripeto, il nome Città Vive, perché senza residenti le città diventano vuote e se diventano vuote diventano insicure e diventano dei luoghi che possiamo paragonare a Pompei e non sicuramente dei luoghi attrattivi. Io, come ho detto prima, fra 10 anni vorrei vedere una Venezia di 30 anni fa, quando ancora si poteva camminare per strada con grande serenità, c'erano i negozi aperti, in un equilibrio tra sostenibilità e sicurezza. Un equilibrio che deve essere normale in un luogo ambito come Venezia è, che è una città internazionale, con un aeroporto internazionale, con una spiaggia, 1 ora e mezza dalla montagna, quindi veramente è incredibile che Venezia sia diventata quello che è oggi. Quindi Marghera, Mestre e Venezia devono tornare ad essere città vive. Con questa risposta chiudiamo questa puntata, questo speciale elezioni amministrative Venezia 2026. Ringrazio il candidato sindaco Claudio Vernier della lista Città Vive. Questa appunto era Venezia 2026, Venezia al voto. Tutte le interviste sono disponibili su Televenezia.